Il secondo itinerario è quello gattopardiano, dal nome del romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, nato a Palermo il 23 dicembre del 1896 da una famiglia di principi. Anche qui è possibile individuare dei luoghi percorsi nelle pagine dell'opera del principe di Lampedusa, anche se molti di essi risultano come la fusione di elementi di provenienza diversa e che spesso vengono ribattezzati con altri nomi. Nel romanzo, il viaggio di Don Fabrizio ricorda quello che nella fanciullezza faceva lo scrittore da Palermo a Santa Margherita Pelice. Nella configurazione di Donna Fugata confluiscono luoghi che appartengono in parte a Santa Margherita Pelice e in parte a Palma di Montechiaro, il mondo favoloso dell'infanzia uno e il passato feudale dei Lampedusa che la fondarono nel 600 l'altra. A Santa Margherita appartengono la taverna di Zuminico, il feudo Aquila dove sorge il castello della Venaria, la fattoria di Rimpinzeri in prossimità del lago artificiale del Carboi, il santuario della Madonna delle Grazie tra Montevago e Santa Margherita, le forre della Dragonara, la cava di pietre del barone Tumino e Palazzo Cutò con il salone di Leopoldo, le pernici sotto vetro, il bagno in lamierino verniciato, l'orologio e il parafulmine sopra la facciata, il giardino con i 3 cortili e le acque zampillanti. Tutto distrutto dal terremoto del 15 gennaio del 68. Di Palma di Montechiaro sono invece il Duomo con la scalinata e le tozze colonne di marmo rosso, il monastero di Santo Spirito, soggetto ad una rigida regola di clausura, con il parlatoio rozzo con la volta a botte, le duplici grate per le conversazioni, la piccola ruota di legno, un giardino malinconico e i mandorlati confezionati dalle monache del convento, ancora oggi a base di mandorla tritata, uova intere, zucchero e buccia di limone grattugiata, il feudo di Gibidolce, folto di palme silvestri. Nella configurazione del romanzo, Salina richiama un'altra isola, una delle Pelagie, appunto l'isola di Lampedusa, che gli antenati avevano posseduto per oltre 2 secoli e che nel 1667 era stata elevata a principato dalla regina di Spagna. Anche se lo scrittore attribuì a Don Fabrizio il predicato nobiliare di Salina, l'isola divenne poi famosa per 2 circostanze. Nel 1872 il governo sabaudo vi impiantò una colonia penale di condannati al domicilio coatto. Nel 1891 vi furono scoperti ricchi banchi di spugne pregiate. Oggi l'isola di Lampedusa non è più né una colonia penale né un arido tavolato roccioso. Per le attrezzature turistiche, i mezzi di collegamento, il mare limpido, pescoso e l'ospitalità dei 4.000 abitanti costituisce la scelta ideale per una vacanza a contatto con la natura. A conferma della sostanziale identificazione di Salina con Lampedusa, è interessante una lettera dello scrittore, nella quale trova spiegazione l'accenno alle enormi spugne che Don Fabrizio riceveva ogni anno dall'amministratore di Salina e di cui si serviva nel bagno. Ed ora ecco l'itinerario dei castelli. È del territorio agrigentino la più vasta attività edificatoria della famiglia Chiaramonte, stabilitasi nella città dei Templi con Federico, nominato cavaliere da Papa Onorio III per combattere gli infedeli in Terra Santa. I Chiaramonte non si diedero solo a consolidare i castelli di cui erano entrati in possesso e a costruirne di nuovi, ma anche ad abbellire molte città, facendovi erigere chiese e conventi. In tutti gli edifici prevalse l'influsso dell'arte gotico sveva, che fiorì nel 300 in Sicilia e prese il nome di Chiaramontana, dei Chiaramonte e ad Agrigento il Palazzo Osteri. La casa dei Chiaramonte subì subito, a partire dal vescovo Francesco Traina, nobile palermitano, destinato alla curia agrigentina nel 1627, varie trasformazioni ed ampliamenti. Fortunatamente alcuni antichi vani sono stati conservati. Sono quelli del piano terra e del primo piano, coperti con volte a crociera ogivale, i cui robusti costoloni smussati si impostano su pilastrini angolari semiottagoni coronati da capitelli, di cui alcuni decorati da 2 fasce portanti l'emblema dei 5 monti, simbolo araldico dei Chiaramonte. L'unico avanzo esterno è la torre merlata del prospetto del lato sud, citata anche dall'amico, con alcuni resti di finestre sguanciate, monofore ed una finestra bifora nella facciata di levante. A Favara il castello dei Chiaramonte, il palazzo fortificato
che la famiglia Chiaramonte vi edificò dopo la prima metà del secolo XIII, forse integrando e adattando delle fabbriche più antiche. Il castello richiama lo schema tipico dei castelli svevi sorti nella Sicilia orientale e si può facilmente paragonare ai Palacia o Solacia fatti costruire da Federico di Svevia in Sicilia e in Puglia circa 50 anni prima. Il nucleo più importante della parte originaria del castello di Favara è costituito dalla cappella, situata al primo piano dell'edificio, la quale, nonostante i molteplici danni causati dal completo abbandono e i guasti di ogni epoca, è tuttavia discretamente conservata. A Racalmuto il castello di Chiaramonte. La torre di sinistra è mezzata e cadente, mentre l'altra è stata rifatta a belvedere. Riesce persino difficile la lettura delle strutture interne, completamente trasformata per allogarvi una scuola media. La parte più antica è per larga parte priva di copertura e di grondaie di scolo. La pioggia, pertanto, ha provocato profonde fessurazioni che minacciano il crollo delle fabbriche. Il castello, di cui è proprietario il comune, per la sua caratteristica pianta trapezoidale, per le finestre, per i torrioni angolari a base circolare e per la loro tipica copertura, per la disposizione infine del portale principale e degli ingressi secondari, si può facilmente accostare tipologicamente alle strutture dell'architettura militare del periodo svevo. Sempre a Racalmuto, la fortezza, detta oggi comunemente Castelluccio per le piccole dimensioni rispetto a quella più imponente di Racalmuto, presenta strutture compatte e poderose. Il castello si apre a sud, su un ristretto ed irto pianoro di roccia con un grande portone di arco a piano centro. A Ioppolo Giancaxio, il castello di Colonna. Fu edificato nel feudo di Giancascio da Calogero Gabriele Colonna Romano, che aveva avuto in dote questo territorio, unitamente al feudo di Regalturco, dalla moglie Donna Rosalia Ioppolo, figlia di Antonio, giureconsulto, presidente del Real Patrimonio e duca di Cesarò. È una piccola costruzione in opus incertum, con baluardo turrito e con coronamento di beccatelli e merli. Le numerose finestre che si aprono su tutti i lati del palazzo lasciano però intendere chiaramente che i Colonna, i quali tra l'altro raramente lo abitarono, non lo intesero mai come un baluardo. Oggi il castello, alienato dai Colonna circa 20 anni fa, costituisce la proprietà di un cittadino di Ioppolo. A Palma di Montechiaro il castello del Gattopardo. Il maniero accusa con molta evidenza il peso degli anni e lo stato di precario abbandono. Le sue mura di cinta, un tempo compatte, incominciano ad essere fatiscenti, anche se aderiscono spontaneamente alla varia ed irregolare conformazione del terreno. La parte più integra del fortilizio è quella settentrionale, luogo della cappella. Ovunque invece è distruzione e desolazione. Gli alloggi dei lati di ponente e mezzogiorno sono tutti crollati. Non esistono più le volte, i pavimenti, ma restano in piedi le sole debolissime cortine murarie, fatte di conci affogati nella malta. I terrazzi, tranne che sul lato nord, sono completamente crollati. Le merlature sono pressoché inesistenti. La cappella occupa in lunghezza tutta la parte settentrionale, con la sua unica navata con copertura a botte sostenuta da 4 poderose arcate trasverse a pieno centro. Il presbiterio, invece, adorno di un bellissimo altare di stampo chiaramontano, è ricoperto da una volta a crociera. La luce arriva a questo santuarietto dalle 5 finestrelle archiacute che si aprono a nord. L'ingresso del castello è a sud. Vi si arriva percorrendo uno stretto ed aspro sentiero ricavato dal taglio della roccia proprio ai margini dell'alta scogliera. A Licata il Forte Sant'Angelo. Sembra che per la sua costruzione sia stata adoperata la pietra delle antiche fortificazioni greche ed è assai probabile che la grande torre abbia occupato l'area di un antico basamento. Il fortilizio ha forma quadrangolare irregolare, con mura perimetrali dagli spigoli taglienti. Le mura, molto spesse, cordolate all'esterno all'altezza dei merli, si uniscono al torrione quadrato per metà interamente riempito, tanto che il suo accesso è dal piano delle terrazze. A Naro il castello chiaramontano. Domina la cittadina che si estende sul declivio di un colle con singolari effetti scenografici, ancora viva nel suo tessuto urbanistico medievale. L'importanza storico-artistica di questo castello, costruito maestosamente a ben 594 metri sul livello del mare, non è ben nota al mondo della cultura, dato che non è mai stato oggetto di studi e ricerche metodiche. Lo stato di conservazione del fortilizio, pur essendo molto precario,
tuttavia è suscettibile di recupero a livello conservativo. La sua quasi integrità è certamente dovuta alla sua ultima utilizzazione a carcere mandamentale. Per quanto riguarda la sua fondazione, sono state formulate svariate ipotesi, e tra queste quella del Pitruzzella, che credette di individuare in esso l'antica fortezza di Cocalo. Tuttavia, anche se l'attuale stato delle strutture murarie non consente di individuare le modificazioni che ha subito nelle varie epoche, si è certi che i Normanni l'abbiano costruito su un'antica fortezza araba che stava a guardia della famosa ed amena Valle del Paradiso. A Siculiana il castello dei Caramonti. Costruito sulla estremità della cresta rocciosa di un promontorio, forse sede dell'antica Cena, dominava con le sue torri, un tempo merlate, il paese che porta il medesimo nome e la vallata dolcemente adagiata sul mare Mediterraneo, dove stava un ricco emporio frumentario. Era per questo una rocca imprendibile, ma la sua inespugnabilità era particolarmente dovuta alle sue mura, che cadevano a picco sull'orlo della roccia. A Ribera il castello dei Conti Luna di Poggio Diana. Sembra che sia stato costruito verso il XII secolo dai Normanni, a difesa delle piccole comunità vicine e le terre tra il Platani e Triocala, e pare che sino al XIV secolo sia stato chiamato col nome saraceno di Misil Cassino, ossia luogo di discesa a cavallo. A Sciacca il castello dei Conti Luna. Fu avocato, dopo gli eventi luttuosi, alla corona, con il nome di Castello Regio, e destinato a sede della castellania cittadina. Quest'ultimo baluardo fu costruito verso la fine del Trecento. Il castello, nato con scopi essenzialmente militari, del tutto privo quindi di quella parvenza di palazzo baronale che altri castelli presentano, si adatta alle asperità del terreno aderendovi, raccolto nelle sue fabbriche attorno ad un cortile irregolare che ne disimpegnava l'uso, munito da vari torrioni. Sempre a Sciacca la Rocca dei Perollo. Dell'antico castello normanno, ossia del Castel Vecchio o Regio, fatto costruire dal conte Ruggero dopo la conquista della città, resta ben poco. Gli avanzi di 2 delle 4 torri quadrangolari merlate si riescono ancora a distinguere tra le trasformazioni delle moderne costruzioni. Il castello di Caltabellotta. Dopo la morte di Tancredi, avvenuta nel 1194, la Sicilia fu turbata da una violenta guerra civile. La nobiltà siciliana, che aveva sostenuto il defunto Tancredi contro le pretese di Enrico VI, marito di Costanza, figlia di Guglielmo II ed unica erede della dinastia normanna, designò erede al trono il piccolo Guglielmo III, figlio di Tancredi e di Sibilla. Riuscendo però le truppe di Enrico VI a piegare la maggior parte del baronato siciliano, la regina Sibilla, unitamente ai figli e ai baroni più fedeli, trovò riparo nel castello di Caltabellotta, che si trovava sulla rupe di mezzo fra quelle che a semicerchio circondavano la città. Rupe che è simile ad un'acutissima guglia gigantesca che si eleva sino a 949 metri sul livello del mare, accessibile a fatica da una sola parte. Enrico VI riuscì con vane ed allettanti promesse a stanare la regina Sibilla da Caltabellotta e a portarla a Palermo. Ma dopo la sua incoronazione, avvenuta il 25 dicembre del 1194, Sibilla, i suoi figli e i baroni a lei fedeli, accusati di tradimento e di cospirazione, furono deportati in Germania. Oggi il castello è completamente distrutto. Delle sue gloriose fabbriche che hanno dato alla rupe che li ospitava il nome di Monte Castello non restano che poche rovine. In particolare sta ancora in piedi un pezzo di alto muro nel quale si conserva intatto il particolare più significativo del castello, la porta. Un tempo la fascinosa rocca si legava in un tutt'uno alle rocce e le rocce spesso continuavano le sue fabbriche in un meraviglioso integro di natura ed arte. Carlo d'Angiò ebbe molta cura di questa fortezza e con diploma dato in Bari il 3 maggio 1272 assegnò alla direzione del castello un castellano milite e 6 inservienti, mentre con diploma del 6 agosto 1278 ne aumentò la provvigione di miglio, portandola da 27 a 30 salme. A proposito di Caltabellotta, il Boccaccio scrisse una novella. Verso il 1282, Lisa Puccini, invaghitasi pazzamente di re Pietro d'Aragona, incaricò un abile trovatore della corte aragonese, un tal Minuccio di Arezzo, di raccontare in versi la sua pena al re. Commosso da tanto amore, Pietro d'Aragona visitò la giovane che guarì per la gioia e le diede in sposo un tale Perdicone,
e in dote il castello e le terre di Caltabellotta. A Sambuca di Sicilia il castello di Qasr ibn Manqud. Sulla piana del Colle Genuardo, ai piedi del quale si distende l'abitato di Sambuca, uno dei comuni dell'Agrigentino più distanti dal capoluogo, in età araba fu edificato un ampio casale con vasto distretto, i cui confini si estendono assai lungi e abbracciano moltissimi giardini e terre da seminare. A difesa di questo centro venne costruita una rocca, detta dai Drisi Qasr ibn Manqud, dal nome di un emiro berbero. Questo casale fu fortificato da un fantomatico emiro Zabut. Di questo castello, conquistato dal normanno Ruggero e completamente modificato, oggi rimane ben poco. Sempre a Sambuca, il castello di Mazalakkar. Sulla riva del lago Karboi si trova una fortezza che per le sue caratteristiche va senza dubbio inserita nel contesto dell'edilizia di impronta musulmana, ancora esistente in Sambuca. Delle origini di questo castello purtroppo si sa ben poco. Posto su una leggera altura, fu edificato all'imbocco della valle sicuramente come presidio di un'importante pista lungo la via Palermo-Sambuca-Sciacca.